80, sono il tecnico titolare dell'Accademia Pugilistica Sardegna, sita in Cagliari in via Mandroni Slai. Ti presento i nostri 11 più rappresentativi della palestra. Seguono online, tre match da professionista e Fabio Provedu, il nostro pugile neoprofessionista che a breve farà il suo primo incontro a Torso. Ciao, sono Alessandra, sono un tecnico di primo livello e lavoro all'Accademia Pugilistica Sardegna, nella quale sono cresciuta anche a livello sportivo e pugilistico perché frequento l'Accademia da quando ho 12-13 anni. Maurizio Carta, buonasera a tutti, sono un aspirante tecnico presso l'Accademia Pugilistica Sardegna e tengo un turno qui per 3 volte alla settimana alle 19:30 con gli amatori. Sia piangere che ridere, il cielo sarà al limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Io voglio solo vivere e piangere dal ridere. Il cielo sarà al limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Tornare indietro sulle punte, quindi da qua, sinistra e ritorno. Se dico destra invece, cambiando la guardia, portiamo il destro, cioè da qua, in questo modo, portiamo la gamba destra va dietro, avanti, 1, 2, e ritorno indietro, e di nuovo. Solo questo. Chiaramente lo facciamo con precisione, non con velocità. La velocità viene sempre dopo. Se il mio compagno è più rapido di me, non c'è nessun problema. Lavoriamo con il nostro ritmo. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Io voglio solo vivere e piangere dal ridere. Il cielo sarà al limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Pugilato perché ritengo che sia la base per chiunque voglia iniziare. Quando ho iniziato nel lontano 2003 potevo fare solo taekwondo nel mio paese, però poi quando ho ripreso seriamente più avanti, ormai 17 anni, c'era la possibilità di praticare box, quindi ho iniziato così. Sono iscritto a pugilato perché avevo bisogno di una base per fare arti marziali miste. Lui mi ha consigliato la palestra e quindi io ho preso spunto da lui e mi sono iscritto a pugilato. È una base. Allora, io ho scelto il pugilato perché secondo me è un'arte marziale più completa che ci sia, anche per il fatto che ti insegna molto la disciplina, la vita umana e quindi la consiglio a tutti. Così vuol dire se vi potete allenare qua andrete ad ottenere queste cosce perché la stagione estiva ormai le porte no, e poi soprattutto c'è stata una discussione anche una settimana fa che una tra esattamente che per gli uomini eccetera è la parte bassa
Come per la bolla. Anche la dome aiuta però. Anche la dome. E anche l'upper, soprattutto. Dillo a Silvia allora. Sono speciale. Che già. Lo spazio sia dentro che fuori di noi. A livello di libertà. Cambia. Cuore pulsante.